potere al popolo. Si torna in onda da studio, ancora il buon mattino, Sammy Varini in diretta su Radio Libertà. Sta facendo impressione su tutti i siti internet la notizia dello scontro di Viale Fulvio Testi a Milano. Il Corriere, chi era il 19enne morto a Milano? Il papà cardiologo, la bugia, l'amico senza patenti alla guida del SUV incastrato da un testimone. Dal Corriere a Repubblica, muore a 19 anni sotto gli occhi del papà cardiologo il più grave dei 4 feriti. L'amico alla guida senza patente, si è finto soccorritore. Ma a fare capolino nelle ultime ore purtroppo anche il maltempo. Frana travolge una casa nel Goriziano, 2 dispersi e allagamenti in Liguria. Di questo ed altro parleremo nel corso della nostra seconda ora di informazione, che comincia come di consueto con la canzone indipendente. Sì, andiamo a trovare l'ultimo pezzo di Carlotta Zenti. Siedi un minuto accanto a me, ho qualcosa da dirti e dei sentimenti da offrirti. Ho aspettato troppo tempo e ora sono la paura che sia troppo tardi e che tu non mi pensi più. Io ho cercato tra i ricordi, non trovando i giusti accordi, per qualcosa è sempre stato mai capito, e quindi devo dirti che una canzone d'amore sto scrivendo per te, forse l'unico modo è cantare te. Una canzone d'amore e sperare poi che magari tu capirai che non passi mai, non passi mai, che tu non passi mai, non passi mai. Ho cancellato alcune cose, ma non capisco come, non so nascondere nulla di te. Così ho provato a cercarti dentro qualcun altro, illudendomi di averti dimenticato. Una canzone d'amore sto scrivendo per te, forse l'unico modo è cantare te. Una canzone d'amore e sperare poi che magari tu capirai che non passi mai, non passi mai, che non passi mai, non passi mai. Avrei dovuto chiederlo te, per non navigare ora in un mare di perché. Non mi restano solo le parole, mentre ti aspetto un'altra notte. Una canzone d'amore sto scrivendo per te, forse l'unico modo è cantare te. Una canzone d'amore e sperare poi che magari tu capirai che non passi mai, non passi mai, che tu non passi mai, non passi mai.
canzone d'amore e ti viene subito da canticchiarla, questa canzone è la nuova di Carlotta Zenti. Ciao! Ciao a tutti, buongiorno. Che bello Piacere. sentire la mia canzone sulla vostra radio, grazie. È sempre una strana sensazione, anche se poi non è più la prima volta. La Carlotta Zenti sta andando fortissimo con questa Non passi mai sulla nostra radio e anche su altre. La cosa mi fa piacere perché, sai, gli artisti indipendenti hanno sempre difficoltà a farsi aprire le porte È dalle vero. radio importanti. Leggo di ben 18.000 follower soltanto su Instagram. La Carlotta Zenti, cantautrice e chitarrista, si comincia a far notare e sarà che tu hai dei collaboratori di prim'ordine, Carlotta, ce ne devi Sì. parlare. Allora, io sono felicissima di collaborare con due bravissimi artisti, il mio produttore che è Gatto Panceri, con Clemi della Rocca. Abbiamo questo progetto discografico, abbiamo fatto uscire già 2 singoli, uno era Wow. Ferita, che è stato fatto passare anche nella vostra radio, Certo. e adesso Non passi mai. Gatto l'ho conosciuto tramite i social, quindi per fare capire un attimo anche l'importanza che possono assumere. E poi così abbiamo iniziato a collaborare, abbiamo firmato il contratto discografico e lavorare con lui, con loro è veramente bellissimo. Stiamo parlando veramente di personaggi di primo ordine e in particolare io conosco da tanti anni Gatto Panceri, quindi quando la Sì. senti glielo devi dire, ti saluta un Sammy Varin. Pensa che io ho intervistato Gatto Panceri negli anni '80, quando era uscito con il primissimo album che era un 33 giri, non c'erano ancora i CD praticamente, e ci siamo conosciuti in quegli anni quando non Che era bello. proprio nessuno, ma tra gli addetti ai lavori si cominciava a dire: oh cavolo, ma questo è bravo, ma questo farà strada, Sì. ma questo e poi abbiamo visto. Senti, ma alla fin fine Non passi mai, questo è il titolo della nuova canzone di Carlotta Sì. Zenti che dovete cercare tutti voi sui social a partire Vi da aspetto, YouTube. assolutamente. È minimo. E c'è anche il videoclip su YouTube Ecco, realizzato da Barbara Lizza. anche Sì. quello, ci devi spiegare da una parte la canzone Non passi mai, perché è una sensazione, secondo me, che abbiamo in molti questa. Infatti è stata scritta proprio pensando a livello generale, no? Ognuno di noi può avere un momento della vita, una particolare cosa che nonostante il tempo possa andare avanti, però quella particolare cosa non può passare, ecco. Qualche cosa che ognuno di noi può avere. Quindi può essere un amore, ma può essere anche un qualche Qualsiasi cosa. Un'idea che ti resta, un sapore che ti resta addosso e alla fine anche il giorno dopo è ancora lì e ci pensi e quindi. Assolutamente, alla fine siamo fatti di emozioni, quindi quelle non vengono mai dimenticate, no? È vero. Ecco, quindi l'idea del brano era proprio ognuno può indirizzarlo a quello che più gli viene in mente, che più lo può rappresentare, ecco. È vero. È qualcosa che E nel video cosa fai? Ma nel video allora l'abbiamo realizzato all'interno di uno studio, però alternandolo anche ad immagini quotidiane, ad esempio una passeggiata al buio, no? Che un po' possa diciamo essere coerente col testo, che vuole essere intimo, però allo stesso tempo profondo, sentito, visto, esposto. Certo. Il video è stato realizzato da Barbara Lizza, una bravissima artista, anche lei veneta, e qui nelle mie zone, insomma, perché alla fine abbiamo registrato in studio da Gatto, al Diamante Studio, e poi il videoclip l'abbiamo fatto qui. E quindi, si parla di Veneto, esattamente di dove sei tu? Di Mestre. Di Mestre, ok, e salutiamo naturalmente gli amici della tua zona, in tantissimi che ci seguono nel nazionale della banda DAB. E insomma, Carlotta, le cose stanno andando bene. E qual è il tuo segreto? Io te lo vengo a domandare, perché avere comunque 18.000 follower e un seguito del genere come artista indipendente è una partenza stupenda, non è certamente un arrivo. Qual è il tuo segreto per tenere vivo l'ascolto? Diciamo che musica lo faccio per me, perché la mia passione è iniziata che avevo 8 anni a suonare la chitarra, quindi in primis rimane quello. Dopo diciamo che nei social
pubblicare tanto, mettere un sacco di video di canzoni nuove, mantenere sempre l'attenzione, quello secondo me è fondamentale. E poi insomma si sa che i social sono anche un mondo un po' complicato alle volte, però l'importante è sempre avere in mente i propri obiettivi e sapere perché si fa musica, no? Quindi la passione per me è alla base di tutto. Poi quello che deve venire, insomma, se viene ancora meglio, anche se vivere di musica è sempre più difficile, però Sì. l'importante è continuare. Vedete che ha le idee ben chiare in testa, nonostante sia giovanissima. Quanti anni hai, Carlotta? Io ne ho 23. 23 anni, signori. Il bello è proprio lì, è tenere questa passione gigantesca per la musica, parallelamente pensare anche a cosa si potrebbe fare da grande. Ci sto pensando ancora io oggi, Carlotta, cosa farò da grande. Tu cosa Si può sempre ameresti cambiare. fare? Cosa vorresti No. fare da grande? Il mio sogno è quello che la musica possa diventare un vero lavoro, perché comunque lo può essere, però diciamo che non dà più magari la sicurezza che anche una volta c'era. Quindi il fatto che la musica diventi proprio quello per cui uno vive, ecco, anche se è difficile. Poi lo si fa emotivamente, ecco. Sì, che poi, sai, la musica è un termine molto generale, si può stare in primo piano davanti al microfono, ma si può anche scrivere, Sì. si può suonare e si può stare dietro la telecamera o scrivere, per cui Insomma, fare della propria passione un lavoro, quello è certo, fondamentale. È il certo. sogno, ecco. Senti, ma domanda scomoda, e dell'intelligenza artificiale cosa ne facciamo? Perché io comincio a vedere anche su Instagram un fracco di pubblicità, l'intelligenza artificiale ti scrive la canzone, te la canta, te la Sì. suona, cioè adesso Ma la cosa più è grave una infatti è paura, proprio fa sì, fa paura. paura perché si sta perdendo a livello insomma di testi, di far musica, proprio lo studio che c'è anche dietro una composizione a quello che può essere il testo d'autore, e il fatto che ci stiamo veramente andando ad ascoltare certe cose, quello è per me la cosa più grave, e che venga data la possibilità di farlo, di scrivere testi e canzoni tramite l'intelligenza artificiale. Poi da un lato è vero che anche siamo sempre in evoluzione, però si sta un po' perdendo quello che è l'essenza del cantautorato. Certo, Ecco. un po' di paura viene, e ti dico io che non sono nessuno, ma che ricevo comunque ogni giorno decine di mail da parte di artisti, di piccole case discografiche, Sì, e a volte sono pezzi fatte con l'intelligenza artificiale. Alcuni lo assolutamente. specificano non tra le prime righe, ma lo fanno capire, altri non lo dicono e te ne accorgi, però per fortuna Sì. facendo orecchio senti la voce che non prende fiato, la voce troppo perfetta, perfezionata, e poi vabbè c'è la questione testo Ma che è altrettanto pericolosa, sì. certo. La differenza sta proprio nell'abusare dell'intelligenza artificiale, perché magari in alcuni aspetti, alcune volte può dare un suggerimento, però il fatto che si crei addirittura un'intera canzone, quello è un po' triste. Quella è la parte più preoccupante, ecco, questo è quello che penso. Certo, andiamoci piano e anche Assolutamente. a consultarla. È comoda naturalmente, ti aiuta in qualunque circostanza, però Assolutamente sì. staremo a vedere, ma soprattutto Vedremo. ad ascoltare, signori. Avete capito cosa dovete fare? Se vi abbiamo incuriosito, cercare la Carlotta Zenti, che in realtà si chiama Zenti Gentilini, Lini. però in realtà abbiamo un po' accorciato per essere più Sì. con un nome più corto, Più più che arrivi, smart, ecco. certo. Carlotta Zenti, sai che Grazie. quando passi da Milano, Carlotta, ricordati che tra le tante radio che ti passano c'è anche Radio Libertà e ti aspettiamo nei nostri Assolutamente. studi. Vi ringrazio davvero, è Ma stato un piacere. che piacere mio. A presto Carlotta, A ciao. prestissimo, grazie. Ciao a Ciao. tutti. Carlotta Zenti, ok? E la trovate facilmente sugli store digitali, su YouTube e cos'altro. Non lo so. Cosa vuoi mandare in onda adesso? Non lo so. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Il nostro regista che ringraziamo, Francesco, ormai la radio la fa lui, è lui la radio, ma secondo me prima o poi lo sentirete da qualche parte, perché è uno che parla,
Ma ti ascolta qualcuno quando parli? No, non ti ascolta nessuno. Sì, i registi ti parlano di solito in cuffia, no? Ma noi adesso non si usa più perché abbiamo uno studio aperto, senza vetri, perché siamo contro i vetri, noi senza filtri né censura, per cui neanche inutile parlarti in preascolto, ci si parla così, si starnuta, si tossisce, si scatarra. Ancora il buongiorno da parte di Sammy Varin, esatto. Diamo un'occhiata certo a quello che mi state scrivendo, siete sempre grandissimi, mi scrivete decine e decine di messaggi al 340 6709 659 perché la nostra quotidianità la fate voi cercando di farmi capire dove va il vostro pensiero. Oggi abbiamo parlato sicuramente di Ucraina, ma abbiamo parlato anche di Lega, abbiamo parlato di Patto per il Nord, se ne vanno dalla Lega e chi sono i primi con cui parlano? Quelli del PD. Sensazioni strane, perdonatemi, anche perché insomma abbiamo tanti amici storici della Lega che non hanno avuto più spazio, non hanno più avuto la famosa cadrega e allora si sono fatti un'altra Lega, però che chiamare come primi interlocutori personaggi come Del Bono, ex sindaco di Brescia e prossimo probabilmente candidato del Partito Democratico come presidente della regione Lombardia, averlo come primo interlocutore si poteva fare di meglio? Vediamo. No, giustamente sono quelli che dicono però bisogna riconoscere i nostri errori. Non sono tessera RIA 87 come te, ma sono leghista da quasi 40 anni. Voto Lega da quando in Piemonte si chiamava Alleanza Nord con l'Alberto da Giussano. Detto questo, a proposito di Patto per il Nord, rischiamo la scissione dell'atomo. Ma è vero che abbiamo perso il focus sull'autonomia. Abbiamo anche perso troppe occasioni per l'autonomia. Dovevamo negoziare con ricatto tipo: vuoi il business delle armi all'Ucraina? Ok, allora autonomia. Vuoi la riforma berlusconiana della giustizia? Ok, ora l'autonomia. E invece ci siamo messi con il partito che più centralista, anti-autonomista e romanocentrico non si può. Secondo me un occhiolino a sinistra dovremmo strizzarlo, capito mi hai? Alla fine fanno bene quelli di Patto per il Nord a parlare con la sinistra, che di autonomia chiaramente se ne intende. Signori, secondo me il segreto è trovare la quadra. Quindi noi diamo una cosa, loro ci danno un'altra cosa. Sul fronte Ucraina hai visto che siamo gli unici che frenano e infatti si guardano negli occhi i nostri alleati al governo dicendo: ma questi che cosa vogliono fare? Cosa vogliono fare? È abbastanza chiaro, dire basta a dare soldi, armi all'Ucraina, visto la fine che fanno. E forse abbiamo visto anche poco, la mia paura è che abbiamo visto ben poco. La Lega per le posizioni con Zelensky ed Ucraina, purtroppo in ritardo di 2 anni, lo scrivo da tempo, ma mi si dice così ci diranno di uscire dal governo? E allora oggi, è vero caro ascoltatore, è vero, e come ti dicevo ancora oggi, probabilmente oggi no, ma domani qualcuno ce lo chiederà. Ciao Sammy, riguardo i caregivers, io lo sono stata per i miei genitori per circa 10 anni, proibito però mettermi in regola, non credo le cose siano cambiate al tema. Avrei potuto avere 10 anni in più di contributi per arricchire la mia futura pensione che invece non avrò mai. Questa sarebbe una proposta da valutare, altro che ringraziare i familiari. Brava Monica. I musulmani fedeli non hanno cani perché non possono essere sporcati del loro pelo, capito? Non lo sapevo, E se si sporcano devono cambiarsi e lavarsi dal loro sporco pelo. Io ho i gatti, sono sporchi anche loro, come cavolo. 12 anni. Questa non si capisce proprio, Marilla, perdonami, me la devo rileggere con calma. E ancora Gian, cosa non si fa per accaparrarsi la paghetta da onorevole? Le prebende, poveri ex Lega nordisti. E ancora, buongiorno Sammy, ma il voto digitale si presta a brogli, che qualcuno vada a vedere dove finiscono i soldi dati all'Ucraina mi sembra il minimo che si possa fare. Sì, oggi Ainis propone il voto digitale, chissà se arriverà. Buongiorno Enzo, che se ne va. Dove vai? Se ne va via. Buongiorno Sammy, a domani, buona giornata. Io sono qui ancora a mezz'ora, anche perché tra poco arrivano quelli
di informazione cattolica, i bacchettoni del lunedì, che sono stati bloccati anche loro su Facebook. Benvenuti nel club, ma basta cercare informazione cattolica, si sono fatti subito un nuovo profilo. Bravi, bravi, bravi. Pochi minuti e ci colleghiamo con Matteo Orlando, il tempo della canzone indipendente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Welcome to the 80s. Roba buona, signori, chiaramente anni 80. Ogni settimana mandiamo un pezzo nuovo di questo album da consumare, come si faceva un tempo con i 33 giri. Si chiamano Rock 80 con 2 C, un intero album tutto nostalgico, anni 80, risuonato, ricantato da loro. Questa era New Go Dream. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà, la Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro, è meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Signorina, kiss me goodnight. La verità è che è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta a far tornare Gabriella Monti. Avete sentito bene, signori. Dopodomani, mercoledì alle 15, il ritorno della sua storica trasmissione Mi ritorni in mente. Dediche, richieste, saluti, bacini, bacioni, bacetti, ma soprattutto la Gabriella che arriverà dritta dritta qua nei nostri studi ogni mercoledì alle ore 15. E signori, mi raccomando, dovete dargli un benvenuto di quelli eccezionali. Adesso ci fermiamo, sì, perché hanno beccato anche loro. I bacchettoni di Formazione Cattolica sono stati sottoposti a restrizioni fino al 6 agosto, ma guarda, benvenuti nel club. Ci scherzo, ma anche noi a Radio Libertà è la stessa cosa, diciamo cose, facciamo cose, Facebook ti mette su un binario morto, ma dovete fare come quando andate a fare la spesa dal contadino, bisogna cercarlo il contadino, non trovate nei supermercati l'olio extravergine di oliva Acerbis, ad esempio. Stessa cosa per Radio Libertà, dovete cercarla. Stessa cosa per i nostri amici di Informazione Cattolica che ogni lunedì a quest'ora ci salutano e ci dicono di cosa parlano in questi giorni sulle loro pagine. Diamo allora la linea al direttore Matteo Orlando. Buon lunedì Semmi a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Nella nostra rassegna stampa settimanale cominciamo oggi con un mio articolo dal titolo L'intelligenza artificiale rischia di farci più male che bene, che ha un sottotitolo altrettanto significativo, L'illusione dell'amica perfetta. Dopo aver riflettuto sul fatto che c'è una crescente dipendenza digitale, tanto che il 38% degli adolescenti usa il cellulare anche quando è con amici o parenti, il 27% prova nervosismo quando non lo ha con sé e addirittura più di un adolescente su 8 è considerato iperconnesso e il 37% trascorre tempo su siti porno per adulti, abbiamo spostato l'obiettivo sull'intelligenza artificiale, dove emerge che il 41,8% degli adolescenti italiani ricorre ad essa per trovare conforto quando è triste, quando si sente solo o quando vive momenti di ansia.
mentre il 42% la consulta per ottenere consigli su decisioni importanti legate ai sentimenti, alla scuola o al lavoro. L'intelligenza artificiale è percepita come sempre disponibile, comprensiva, gentile e non giudicante, tanto che il 63,5% degli adolescenti italiani che utilizzano strumenti di IA afferma di trovare più soddisfacente il confronto con essa rispetto a una persona reale. Quindi gli adolescenti cercano nell'intelligenza artificiale ciò che non trovano più negli adulti, uno spazio di ascolto, una presenza costante, uno sguardo che non corre altrove. L'intelligenza artificiale è diventata come una sorta di babysitter tecnologica, una presenza sempre disponibile, mai stanca, pronta sempre a rispondere senza giudicare. Traducendo tutto questo, l'intelligenza artificiale incarna oggi un ideale affettivo distorto, un'amica accondiscendente, sempre pronta a confermare e mai a contraddire, ed è quindi un modello che nutre l'ego e non la maturità, che alimenta dipendenze emotive invece che responsabilità, che consolida l'isolamento invece di romperlo. E carissimo Semmi, la vera trappola dell'intelligenza artificiale è proprio questo rapporto unidirezionale, dove l'utente chiede e l'intelligenza artificiale risponde, e quindi diventa uno specchio che restituisce un'immagine accomodante del nostro io, perché come sappiamo la nuova generazione non vuole sentirsi messa in discussione. Come concludiamo questo articolo? Molti ritengono che l'intelligenza artificiale sia solo uno strumento, non è così. Uno strumento neutro non plasma il comportamento umano, non influenza la percezione di sé, non genera dipendenze emotive e non sostituisce relazioni. L'intelligenza artificiale invece modella personalità fragili, rafforza dinamiche narcisistiche, intercetta bisogni profondi e li canalizza verso un legame che non è davvero un legame. Essa diventa, come accade con altre dipendenze, un anestetico psichico, disponibile 24 ore su 24, infinitamente paziente, immune alla frustrazione e dunque pericolosa perché offre un conforto che non chiede crescita e un ascolto che non restituisce la realtà. Per difenderci dagli algoritmi ai quali stiamo affidando la gestione delle emozioni, occorre riscoprire la dimensione insostituibile dell'umano, l'errore, il conflitto, l'imperfezione, la fatica e il dialogo. Solo lì nasce la maturità, solo lì si impara ad amare davvero. In un altro articolo, dal titolo Cosa significa sposarsi oggi, sempre su Informazione Cattolica, il professor Marco Andreacchio, che ci scrive dagli Stati Uniti, ricorda che nella tecnocrazia moderna il matrimonio è stato svuotato della sua natura classica e patriarcale, diventando uno strumento legale che indebolisce l'autorità paterna e consegna i figli al controllo impersonale della macchina. Ciò che un tempo era un'istituzione sacra legata alla nascita, alla natura e all'ordine divino, oggi è ridotto a un contratto che serve il potere tecnocratico. E per questo, ci consiglia il professor Andreacchio, i cristiani dovrebbero interrogarsi seriamente se il vero matrimonio, quello tradizionale, sia ancora possibile nel contesto attuale. Sul secondo nostro sito, infobreac.it, abbiamo parlato stamattina dei fallimenti del comunismo zapatista, ricordando che proprio oggi, il 17 novembre dell'anno però 1983, nelle montagne del Chiapas nacque l'esercito zapatista di liberazione nazionale, un movimento clandestino che univa marxismo-leninismo, teologia della liberazione e indigeneità politica in un progetto rivoluzionario che addirittura ambiva a rovesciare lo Stato messicano. Ma il comunismo zapatista, pur mascherato da linguaggio poetico e simbolico, ha riproposto la stessa logica dogmatica che in altri contesti storici ha prodotto stagnazione economica, assenza di pluralismo, conflittualità sociale. L'idea di una società chiusa, collettivista e militarizzata, gestita da un'avanguardia ideologica che decide in nome del popolo, non solo è incompatibile con la complessità del Messico,
moderno, ma rischia di mantenere le comunità indigene in una condizione di isolamento politico ed economico che le rende vulnerabili alle nuove forme di dominio. Non più lo Stato oppressore degli anni '80, ma il crimine organizzato, la tratta, la povertà strutturale e la mancanza di infrastrutture. Sempre su infobreak.it, in un secondo articolo stamane abbiamo parlato del canale di Suez, che è un nodo cruciale del commercio mondiale e che non è solo un grande progetto ingegneristico, ma anche una via strategica con implicazioni geopolitiche enormi. In un terzo articolo di stamattina, sempre su Infobreak, dal titolo La rivoluzione di velluto contro il regime comunista, abbiamo parlato del giorno in cui il popolo cecoslovacco, disarmato ma determinato, decise di affrontare apertamente il sistema comunista che per decenni aveva soffocato ogni libertà, negato ogni diritto e spaventato ogni voce critica, per non dire spento ogni voce critica. Stamane e ieri abbiamo pubblicato anche 2 articoli relativi al Santo Padre. In un articolo dal titolo Leone XIV denuncia la persecuzione dei cristiani abbiamo riportato le parole di ieri del pontefice, che ha detto così: in diverse parti del mondo i cristiani subiscono discriminazioni e persecuzioni, penso in particolare a Bangladesh, Nigeria, Mozambico, Sudan e altri paesi, dai quali giungono spesso notizie di attacchi a comunità e luoghi di culto. Dio è Padre misericordioso e vuole la pace fra tutti i suoi figli. Accompagno nella preghiera le famiglie in Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, dove in questi giorni c'è stato un massacro di civili, almeno 20 vittime di un attacco terroristico. Preghiamo che cessi ogni violenza e i credenti collaborino per il bene comune. Sempre parlando del Papa, abbiamo dedicato un articolo dal titolo Il Papa e il cinema. Aggiungiamo noi le parole non dette. Su Infobreak abbiamo riportato le belle riflessioni del pontefice sul mondo del cinema. Tuttavia, se c'è stata la pars construens, è mancata la pars destruens e ci siamo permessi di aggiungerla noi. Questo perché il cinema, a nostro giudizio, si è trasformato da potenziale strumento educativo ed artistico in una delle più devastanti forze di corruzione culturale e spirituale, una sorta di pulpito rovesciato da cui si diffondono pornografia, violenza, blasfemie e ogni forma di degradazione morale, con un potere di suggestione che supera di gran lunga tutti gli altri mezzi mediatici. Ecco, su questo invitiamo a riflettere. Vogliamo ricordare per esempio le tante serie TV che propongono uno stile di vita addirittura LGBT come ritenuto normale, mentre è considerata anormale la famiglia naturale, come anche tutto il resto che ognuno di noi può ben vedere seguendo film, serie TV e altro. Abbiamo commedie in cui si normalizzano l'aborto, l'adulterio, le convivenze, le perversioni, oppure si danneggia la figura del sacerdote, mentre i ribelli dell'ordine naturale sono presentati come eroi. Altri film in cui la famiglia tradizionale è ridicolizzata e la maternità è denigrata e tutto il contrario invece viene esaltato. Quindi cerchiamo di svegliarci e capire che il cinema non è semplice svago, ma è una catechesi rovesciata, è una liturgia dell'antisacralità che plasma menti e cuore. Su Infobreak, carissimo Semmi, e concludiamo, c'è stato un articolo molto interessante di Zarish Imelda Neno, che ha riflettuto sull'elezione di Mamdani a sindaco di New York. Ci ha ricordato di un suo viaggio negli States scrivendo così: nel 2023 sono stata negli Stati Uniti e mi hanno portato a vedere New York. Ricordo un momento che mi ha lasciata senza parole. Vicino al Brooklyn Bridge risuonavano ad alto volume le Naat, i canti religiosi islamici, diffusi da un altoparlante. Sorpresa, ho chiesto spiegazioni e mio cugino mi ha detto con un sorriso amaro: non puoi dire nulla, fanno ciò che vogliono. In quel momento ho provato un profondo senso di smarrimento. Ero in America, la terra che avevo sempre visto come simbolo di libertà e democrazia, eppure mi sembrava di essere tornata in Pakistan.
dentro di me ho pensato un giorno, anche qui sarà come a Londra, una città dove l'identità cristiana è spesso messa ai margini e dove proclamare la fede in Cristo è vista come una provocazione e addirittura è simbolo di persecuzione. Oltre a questo articolo, per concludere, vi citiamo velocissimamente anche il professor Francesco Bellanti, che in un articolo dal titolo "Buttanissima Sicilia", ha riflettuto sulla squallida vicenda che sta travolgendo l'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro, in una Sicilia in cui la metodologia di occupazione di tutte le strutture pubbliche, la corruzione, lo spudorato clientelismo continuano purtroppo ad appartenere a quasi tutte le forze politiche, con agganci e collusione con la politica nazionale. Ed infine, Semmi, in un articolo di Angelica La Rosa dal titolo "Scopre le contraddizioni del Corano e da imam salafita diventa cattolico", abbiamo ricordato la figura di Bruno Guillot, che è nato nel 1986, si è convertito all'Islam all'età di 15 anni e dopo aver studiato in Egitto, in Arabia Saudita e in Marocco è diventato un fervente imam salafita con l'obiettivo di contribuire all'islamizzazione dell'Europa, ma la sua visione religiosa è cambiata quando ha visto il padre morente sereno a causa della ritrovata fede cattolica in Belgio, dove era nato, e il contrasto tra la condanna islamica degli infedeli e la pace cristiana del padre lo ha messo in crisi, e così ha capito che molti musulmani restano nell'Islam non per amore ma per paura, e che l'Islam attrae non per i suoi meriti ma per colmare un vuoto interiore. Interrogandosi sulla verità della sua fede, studiando la Bibbia e il Corano, ha individuato contraddizioni e omissioni nel testo islamico e per questo motivo è diventato cristiano. Guillot ha rievocato in un libro queste sue esperienze drammatiche e anche altre che ha vissuto nell'ambiente salafita islamico, cioè la richiesta di matrimoni infantili, le violenze, le decapitazioni pubbliche, la durezza della legge islamica, e anche questo, tra l'altro, ha contribuito a mettere in dubbio nella sua vita la credibilità dell'Islam. E ha abbandonato l'Islam, adesso si sente libero, anche se è costretto ad affrontare minacce e ripercussioni a causa di quella che i musulmani definiscono apostasia. Carissimo Semmi, grazie per l'ascolto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e ci sentiamo il prossimo lunedì. Buona settimana a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Grazie al direttore Matteo Orlando, direttore di Informazione Cattolica. Anche a loro li hanno bloccati su Facebook, quindi magari fate un po' più di fatica, ma cercateli, continuate a cercarli. Saltano fuori, ma magari non viene fuori l'avviso che hanno messo questo o quest'altro articolo. Succede da anni a noi di Radio Libertà. Ancora il buon mattino, una manciata di minuti a mezzogiorno. Oggi è lunedì, arriva Ottaviani, deputato della Lega, la sua nuova trasmissione in onda da qualche settimana, la belva civile. Siamo un po' tutti delle belve, ma siamo belve civili. Vedremo su cosa avvertirà questa settimana. Intanto qualche appuntamento da non scordare targato Lega. Ce n'è uno appena pubblicato che dice: Europa, le nostre radici, la nostra civiltà. Come difenderci dal radicalismo islamico. Proprio domani, 18 novembre, al The Hive di Roma, via Torino 6. Patrioti per l'Europa, con Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, Susanna Ceccardi e Silvia Sardone e Anna Maria Cisint, europarlamentari della Lega. Ragazzi, questo è da non perdere se siete su Roma. Domani dalle 18:30 alle 21:30 al The Hive di Roma, via Torino 6, Patrioti per l'Europa. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega che trovate sul sito legaonline.it, ma che vi legge anche Sammy Varin nelle sue trasmissioni, vi vedono protagonisti questo giovedì 20 novembre alle ore 20 con Educazione finanziaria, un bene per tutti. Ci sarà Giulio Centemero,
deputato, capogruppo della Lega in Commissione Finanze, a Milano al CAM Garibaldi di Corso Garibaldi 27. L'appuntamento è organizzato dal Tavolo Economia Lega Giovani Lombardia e naturalmente, se volete maggiori informazioni, lo sapete, si cerca Lega Giovani su Facebook. Olimpiadi Invernali 2026, i Giochi di Milano. Milano Futura, 22 novembre, ore 10, Acquario Civico di Milano, Viale Gaudio, fermata Lanza della M2. Nomi della miseria, i saluti del segretario provinciale della Lega Milano Samuele Piscina. Gli interventi, primo fra tutti quello di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ma ci sarà anche Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Silvia Sardone, vice segretario federale della Lega ed europarlamentare, nonché consigliera comunale proprio a Milano, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega Lombarda, Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, Simone Rasetti, segretario generale Comitato Italiano Paralimpico, moderatore Marco Castelnuovo, caporedattore del Corriere della Sera. Appuntamento questo 22 novembre, ore 10, all'Acquario Civico di Milano. Milano Futura Olimpiadi Invernali 2026, i Giochi di Milano. E di questo parleremo naturalmente anche con Alessandro Morelli. Questo mercoledì, come ogni mercoledì, lo abbiamo ospite nella nostra rassegna stampa. 18 novembre, rappresentanza studentesca e campagne elettorali. Ascolta, scegli e guida la tua scuola. Ne parliamo con Alessandro Amadori, psicologo e saggista. 18 novembre dalle 21 alle 22. Bella idea, chiaramente per partecipare contattate la Lega Giovani, è un qualcosa che si può tranquillamente seguire tramite internet. Per chi ci segue invece in diretta e vuole vedere, conoscere, parlare dal vivo, il punto serata del giorno è per questa sera alle ore 21 in via Esterle 29, angolo via Padova a Milano. Arriva Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega per Salvini Premier Milano e consigliere comunale metropolitano. Questa sera, lunedì 17 novembre, ore 21, via Esterle 29, angolo via Padova, Milano, serata Punto Lega, per parlare naturalmente del futuro di Milano. Ancora appuntamenti da non scordare, la festa nazionale della Lega Lombarda proprio questo weekend a Castelcovati in provincia di Brescia, domenica 23 novembre alle 17 presso il centro sportivo di via Aldomoro 79 arriva Matteo Salvini. Festa nazionale della Lega Lombarda, Castelcovati, provincia di Brescia, e per avere maggiori informazioni naturalmente cercate Matteo Salvini, ad esempio sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Arrivano anche i capigruppo della Lega, certo. 21, 22, 23 novembre, la cucina è aperta tutte le sere a partire dalle ore 19. Centro sportivo via Aldomoro 79, Castelcovati, Brescia, festa nazionale della Lega Lombarda, e arrivano Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Vediamo. Anche questa la cena provinciale per sabato 29 novembre a Chiuduno, Pala Settembre, via Martiri della Libertà, per firmare la Carta della Lombardia, ma soprattutto per parlare di buona politica. Sabato 29 novembre, Pala Settembre a Chiuduno, via Martiri della Libertà numero 6, menù a 25 euro, e chi se lo perde. Abbiamo finito per il momento? Per il momento sì, ragazzi miei, poi torneremo a parlare di questa festa nazionale della Lega Lombarda. C'è anche la Lombardia dei giovani, 23 novembre, domenica, abbiamo detto dell'intervento di Matteo Salvini, ma poi c'è l'aperitivo con i giovani, si parla della generazione dell'autonomia alle 19:30 a Castelcovati, Brescia, questa
domenica torneremo sull'argomento minimo. Per il momento Sammy Varin se ne va, ringraziando Francesco in regia e tutti voi per la pazienza. Tranquilli, 5 minuti e arriva la belva civile del deputato Ottaviani. Restate lì.